al popolo. Ma io non voglio togliere il diritto di vivere a ciascuno la propria vita privata come meglio crede. Voglio difendere coloro che non hanno voce per difendersi, ovverosia i bambini che hanno diritto di avere una mamma e un papà e di essere adottati se ci sono una mamma e un papà e non comprati al supermercato con l'utero in affitto. Perché a me l'idea di utero in affitto fa schifo. Posso dire che a me l'idea della donna in vendita e dell'utero in affitto fa schifo? Non è progresso, è una roba da medioevo. Pomeriggio gender, a happy pomeriggio gender, Radio Padania Libera. Pentitevi, pentitevi! Qui a Milano sta per arrivare la fine del mondo! Forse il sindaco di Milano ha capito che è quasi ora di fare le valigie. Aiuto! Siamo grandi e saremo in molti. E qui Semivarin con la sfera in testa di cristallo, e qui potere al popolo. Non facciamo queste lucubrazioni. Chi ci sta mandando la grandine, signori? Sala o Di Maio? Sala e Di Maio sono quasi la stessa cosa, signori. Vi devo dire tutto quanto, ragazzi. Si stanno coalizzando contro di noi. L'ultima chance! Siamo grandi e saremo in molti. E qui Semivarin con la sfera in testa di cristallo, e qui potere al popolo. Un saluto da Semivarin a voi che mi seguite. Mi seguite con la radio DAB, ma guarda un po', l'avete scoperto che siamo sul DAB? Adesso lo sanno tutti, Dopo l'articolo che sto inquadrando con scritto Di Maio spegne Radio Padania, stop alle trasmissioni nazionali, comparso online, ma oggi che c'erano i quotidiani in edicola nessuno ne parla. Già, perché nel frattempo ieri abbiamo fatto la controreplica cercando di spiegare agli amici gnucconi dei 5 Stelle che forse non è così, che si va avanti a lavorare, a trasmettere ugualmente come fanno moltissime altre emittenti, signori, ma nel caso di Radio Padania no, facciamo parlare troppo la gente, dovremmo essere anche noi in una chat, sì, perché ai 5 Stelle piace farlo in chat. Se non sei in chat sei fuori posto, sei fuori moda, sei fuori tempo e perdi pure i voti. Però se sei in chat forse è meglio fare come fa il nostro capitano Matteo Salvini, che ha coraggio di andare in mezzo alla gente, di stringere le mani, di fare selfie, di beccarsi anche i fischi. Si chiama democrazia. Gli amici dei 5 Stelle queste cose non le capiscono, gnucconi, ma gli mandiamo tanti baci. Stiamo ancora in diretta e ogni venerdì Semivarin su RPL vi trasmette il pomeriggio gender anche sul canale 740 della televisione. Siamo in nazionale pure lì, l'ho detto, ma siamo anche sul sito internet radiopadania.org, sul canale YouTube e la pagina Facebook di Radio Padania e pure quella di Semivarin in Mondovisione, ragazzi. Peccato che in apertura vi debba far sentire una cosa che mi fa venire da vomitare, ma ve la faccio sentire perché dobbiamo mandare tanti bacioni anche agli amici del Partito Democratico. In fondo sono brave persone, l'abbiamo sempre saputo, è che dicono delle cacchiate assurde, e visto che siamo a venerdì parleremo del futuro dei nostri bambini, dei nostri nipoti, come ogni venerdì nel pomeriggio gender. Signori, in questo futuro, secondo gli amici del PD, ci sono anche le croci con tendina. Avete capito bene? Se andrete al cimitero, ci saranno delle tendine
che a comando oscureranno le croci sulle tombe, così non diamo fastidio a chi le croci non le può vedere. Mandami questo audio, fammi sentire questo audio sul cursore, sentiamo. In questo progetto c'è la possibilità, Sì. con delle tendine amovibili che salgono e scendono, Sì. di coprire temporaneamente, nel caso in cui ci sia la cerimonia per un laico, i simboli religiosi. Non so se avete capito, se passa Con un delle laico... tendine amovibili di coprire temporaneamente i simboli religiosi. Cioè, poi si stupiscono se non li vota nessuno quelli del PD, ma è pazzesca sta cosa. E chiaramente salutiamo tutti gli amici del Partito Democratico, anche voi che magari avete votato in passato Partito Democratico, ribadisco e discoriba, si chiama democrazia, e che adesso vi rendete conto, insomma, che ci sono alcune persone come la Moretti, alla quale vogliamo bene, assolutamente, che cioè ogni volta che vanno in televisione fanno perdere voti al Partito Democratico. Adesso non volevo dirla, l'ho detta proprio spiattellata lì, forse è meglio che troviate qualcun altro, ma d'altronde anche gli amici, ai quali mandiamo anche a loro sempre tanti bacioni, dei 5 Stelle, continuano a perdere colpi, nonostante abbiano cambiato completamente le loro politiche. Adesso continuano ad attaccare Matteo Salvini. Avete letto oggi la prima pagina del quotidiano Il Giornale? Salvini si arrende sul caso Siri, signori. Conte fa fuori il sottosegretario leghista, trionfo grillino, il governo è in crisi. Sto parlando del quotidiano Il Giornale, signori, che è più o meno come il Manifesto in questo momento, e possiamo tranquillamente utilizzarlo se siete in montagna per accendere il camino, che oggi fa freschino. Beh, nonostante tutto ciò, continuano a perdere consensi anche gli amici grillini. E la cosa non è che mi piace molto, sapete perché? Perché quelli si incazzano. Cioè adesso probabilmente ci saranno le spie grilline che stanno ascoltando RPL e diranno a Di Maio: guarda che c'è un certo Sammy Varin che continua a dire che perdete voti, uè, fa campagna elettorale contro i grillini. Apriamo le linee. C'è qualcuno che vuole parlare con me? Chiami 0266203529. Sono in diretta e senza filtro, ascolto ogni pomeriggio dalle 14 alle 16 le vostre voci su qualunque argomento vi abbia colpito. Dico qualunque, e quel qualunque potrebbe essere anche ciò che scrive Repubblica in apertura. Sì, è una sentenza shock che comunque ci aspettavamo, perché fatta la legge trovato l'inganno. Siamo in Italia. Qualunque legge sull'immigrazione che fosse stata fatta negli ultimi anni non dal Partito Democratico, e quelli del PD di legge sull'immigrazione non ne hanno mai fatte, ne hanno fatte soltanto per aumentare l'immigrazione e per depenalizzare i reati compiuti dagli immigrati. Qualunque legge di centrodestra fatta sull'argomento immigrati è stata pian piano smontata. Bene, Repubblica mette in apertura la notizia: richiedenti asilo, Salvini attacca i giudici di Bologna, sentenza vergognosa, si candidino con la sinistra. Perché? Perché il tribunale è andato contro il DL sicurezza della Lega, non si nega l'iscrizione anagrafica. In poche parole, c'entra soltanto ancora una volta la burocrazia, c'entra di metterglielo in quel posto alla Lega, e per metterglielo in quel posto alla Lega si inventano qualunque cosa. Ma bando alle ciance, parliamo adesso di cose un po' più vicine alla nostra vita quotidiana, perché spero che non siate impelagati con amici africani, come faccio ad ospitarli, li metto in questa stanza o in quell'altra, eccetera. Parliamo di noi, parliamo un attimino di quello che sta succedendo o succederà ai nostri figli e ai nostri nipoti, visto che questo è il pomeriggio gender, ma anche è il pomeriggio che parla di futuro, che speriamo con la F maiuscola. E allora, secondo me, l'ho scritto anche sulla mia pagina di Facebook, il futuro, soprattutto quello lavorativo dei nostri bambini,
passa attraverso la Lega Civica e tra poco vi spiego che cos'è. C'è una telefonata in attesa, pronto? Sono Marco da Mantova, ciao Sammy. Buongiorno. La sentenza di Bologna, se non ce ne fosse bisogno, fosse stato bisogno, è la dimostrazione che la sinistra ha avuto 70 anni di tempo per piazzare all'interno dello Stato, nel comparto sanitario, nel comparto scolastico, nel comparto anche militare, nella burocrazia statale e parastatale anche delle regioni, tutta una serie di personaggi che fanno il suo gioco al fine di fare cosa? Di governare pur restando all'opposizione. In che modo? Praticamente disattivando tutte quelle normative, tutte quelle leggi che non le piacciono e quindi dimostrare che tutti i politici sono uguali, perché adesso tanta gente dirà: guarda, Salvini ha fatto la legge, ma tanto non serve a niente, perché la legge è stata disattesa, è stata superata. Speriamo che invece la gente, nonostante tutta la fatica che Matteo Salvini e la Lega sta facendo per girare il tavolo, per far andare le cose come in un paese normale andrebbero, la gente capisca. Grazie, ciao Sammy. Grazie, noi cerchiamo di essere anche un amplificatore, un altoparlante di questo messaggio, perché non sempre questo messaggio riesce ad arrivare attraverso i giornali, i telegiornali, anzi quasi mai. Per fortuna c'è internet, ma bisogna avere il tempo e la voglia di consultarlo. Fatemi parlare con l'associazione Mosaico. Ho in linea il presidente Claudio Di Blasi. Buon pomeriggio Claudio. Buon pomeriggio a voi. Allora, ho detto prima una cosa che mi piace molto, che il futuro, visto che parliamo sempre di futuro dei nostri bambini, dei nostri figli, dei nostri nipoti in questa trasmissione del venerdì, un futuro alquanto complicato e incerto quando si parla di teorie gender, quando si parla di droga, di sesso nelle canzoni e soprattutto quando si parla di lavoro, ragazzi. Il lavoro è incertissimo per tutti quanti però io ho letto sul quotidiano Il Giorno un bell'articolo che titola "La leva civica a destra alla vita", e qui voglio saperne di più. Che cos'è la Lega Civica? Perché sono sicuro, caro Presidente, che in pochi sanno che cos'è la leva civica, un qualcosa che serve moltissimo ai nostri ragazzi per capire cosa fare in futuro, per capire magari se le loro aspirazioni in quel momento sono le migliori o magari bisogna guardare da tutt'altra parte perché questa cosa non la sapevi riguardo questo lavoro. Raccontaci di cosa tratta l'associazione Mosaico. L'associazione Mosaico è un ente che opera in Lombardia, raccoglie a sua volta enti pubblici e privati, i nostri associati sono più di 350, abbiamo dentro di tutto. Quello che facciamo per i nostri enti associati, che sono tutti enti non a fini di lucro, quindi gli enti locali, i comuni, le province, le comunità montane e anche enti del privato sociale, fondazioni di assistenza, fondazioni culturali, che più ne ha più ne metta, è quella di gestire per conto di questi enti il percorso del servizio civile e della leva civica. Adesso parliamo di leva civica, che è un'invenzione a tutti gli effetti lombardo-veneta, nel senso che è stata pensata per la prima volta nel comune di Padova verso il 2008, poi ce ne siamo accorti noi lombardi, abbiamo cominciato a sperimentarla e nel 2014 abbiamo fatto la prima legge regionale che l'ha istituita. Che cos'è? Sostanzialmente un percorso che i nostri giovani possono fare appunto all'interno degli enti locali e degli enti del privato sociale, per mettersi alla prova e cominciare a capire se da un lato quello che hanno studiato può essere anche quello che sarà quello che li farà diventare adulti, quindi il lavoro che svolgeranno, e dall'altra per cominciare ad addestrarsi a lavorare e a operare in ambienti molto complessi, come può essere quello di un comune,
come può essere un asilo nido, come può essere una casa di riposo. Quindi, per darvi un po' di numeri, attualmente la sola nostra associazione di ragazzi così ne sta gestendo 400-450. Per il loro impegno hanno un riconoscimento economico, se fanno 25-30 ore alla settimana prendono 434 euro al mese, che è il 75% degli assegni di un militare in ferma annuale volontaria, perché da dove salta fuori questa cifra salta fuori da qui, e operano in moltissimi settori, dall'ambiente alla protezione civile, ai minori, agli anziani, ma anche nelle ragionerie, negli uffici di informazione al pubblico, nel settore del turismo. Quindi è un'esperienza molto viva, molto vivace, e adesso cominciamo anche a farle, fra virgolette, tagliando, e faremo appunto, cominciamo a ragionare su un aggiornamento della legge e anche un suo potenziamento. Però scommetto, cari ascoltatori, che non sapevate questa cosa sulla Lega Civica. Beh, direi che per saperne di più, adesso ci dirai il sito internet dove avere maggiori informazioni, ma c'è proprio lunedì prossimo, 6 maggio, un convegno a Palazzo Lombardia che spiega ulteriormente come inventare il futuro dei territori con i giovani e la leva civica. Di che si parla in questo convegno e soprattutto chi c'è dentro? Perché ci sono personaggi molto importanti. Ma allora, il convegno, diciamo, è il primo paletto di un lungo lavoro che abbiamo avviato quasi un anno fa, con l'arrivo della nuova legislatura regionale. L'obiettivo era quello, quindi abbiamo ragionato con gli enti pubblici, con le associazioni, con i consiglieri regionali, con gli assessori regionali, con i funzionari anche di Regione Lombardia. È stato un confronto veramente molto costruttivo e l'obiettivo era quello: bene, abbiamo fatto una legge 5 anni fa, funziona tutto bene, dobbiamo aggiornarla, e abbiamo deciso che dobbiamo aggiornarla, quindi lunedì si presenta questo nuovo testo che ha delle novità abbastanza importanti, tanto per dirne una molto concreta. Attualmente i ragazzi, come dicevo, prendono 434 euro al mese, diciamo noi insomma cominciamo a dargli qualcosina in più, per cui li portiamo a 500 euro al mese. Prima prendevano 434 euro per fare 30 ore alla settimana, adesso ne prenderanno 500 per fare 25 ore, quindi aiutiamo un po' i ragazzi anche in questa direzione qua. C'è la defiscalizzazione dell'assegno che prendono i ragazzi in modo tale da non colpirli poi in via indiretta quando c'è la dichiarazione dei redditi da parte della famiglia, per cui gli assegni che prenderanno non saranno più considerati un reddito equiparato a quello del lavoro. E poi un'altra cosa molto importante è che Regione Lombardia si impegnerà molto per sviluppare questo percorso e ci investirà sopra nei prossimi 5 anni una cifra non indifferente come 20 milioni di euro. Un'altra cosa che voglio segnalare perché è importante, uno potrebbe dire ma questa cosa qua funziona sempre con i soldi pubblici, cioè con i soldi delle nostre tasse. La leva civica, così come pensata nella nostra regione, si basa molto o sul cofinanziamento o addirittura sul finanziamento totale da parte dell'ente che ospita il giovane. Io vi faccio anche qua un esempio: noi negli ultimi 2 anni abbiamo avviato qualcosa come 500 ragazzi in percorsi di leva civica senza che la regione tirasse fuori un centesimo, tutto autofinanziato dagli enti che ospitava. Cavolicchio. Signori,
Appuntamento per lunedì prossimo 6 maggio, convegno a Palazzo Lombardia di Milano verso questa nuova legge. Ci sarà il presidente di Regione Lombardia, l'assessore alla famiglia, ci sarai tu, Claudio Di Blasi, presidente dell'associazione Mosaico, il consigliere regionale Andrea Monti e tanta altra gente su cui discutere proprio del futuro dei vostri figli. Ragazzi, è un'occasione veramente importante. Ci dai il sito internet della tua associazione? Certo, www.mosaico.org, e trovate spesso e volentieri i vari bandi dove cerchiamo giovani da inserire appunto in questi percorsi. Ne esce quasi uno alla settimana. Ullala, ma guarda un po' cosa abbiamo scoperto. Grazie Claudio Di Blasi, buon lavoro a te e all'associazione Mosaico. Grazie, buongiorno anche a voi, buona giornata. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Audace, istintivo, fuori controllo. Fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ma rivoluzionari. Radio Padania, radio populista. È tempo per noi di creare una nuova nazione. È tempo di essere padroni del nostro destino. Libera la bestia che c'è in te. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza tra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa in ogni scontro:
È colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. È in quei 10 centimetri davanti alla faccia. Certo, ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi, che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. Che facciamo? Combattiamo. Radio Padania libera. E tu da che parte stai? Non c'è più la sigla di Potere al Popolo perché ci hanno, lo so, succede, sapete perché? Perché sono sempre loro quelli dei 5 Stelle, no? Che ci hanno questo odio così forte verso Sammy Varin, la Lega e voi ascoltatori che non votate più 5 Stelle, vi prego, tornate a votare 5 Stelle, che addirittura mi tagliano il jingle, me lo prendono in yam, se lo mangiano, se lo distruggono, se lo ingoiano e poi, lasciamo stare. Signori, sono nei guai perché sono ricominciate le catene di Sant'Antonio. Io speravo che invece Anna Maria mi ricorda che oggi inizia il triduo della Vergine Maria di Fatima, che è miracolosa, e quando si riceve questo messaggio si dice un'Ave Maria e si fa una richiesta speciale, ma soprattutto soccazzi se non lo inviate a 12 persone. Lo sapevo. Io nel frattempo mi collego con Davide De Marinis, c'è il suo video della bellissima e simpaticissima canzone Naturale, ve lo faccio sentire dall'inizio perché lui arriva in uno di quei posti dove fanno massaggi, dove ci sono le bollicine blu 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 blu, e sentite che incontra. Sentiamo, colleghiamoci con Davide De Marinis. Buongiorno. Buongiorno.
su Instagram, su Facebook, però i genitori fanno il video al bimbo che fa naturale, e questa cosa vuol dire per me che la canzone arriva e che piace molto e sono gasatissimo e andiamo avanti alla grande. Beh, questo significa sapere trasmettere allegria in un momento di cacca come siamo immersi ormai da anni e anni. Se non ci fosse la musica che ogni tanto ci fa un po' partire per la tangente e ci porta lontano o anche vicino, ma ci strappa un sorriso. E questo video, signori, se schiacciate naturale Davide De Marini su YouTube, viene fuori un video simpaticissimo che non può non strapparvi qualche sorriso, anche se magari la vostra vita non è il massimo in questo momento. Tu pensa, Davide, proprio l'altro giorno è uscito sul sito di Repubblica la notizia: Di Maio spegne Radio Padania, stop alle trasmissioni nazionali. Cioè, dopo un titolo del genere, uno che cosa fa? O si spara o si ascolta naturale di Davide De Marini. Ma no, le radio bisognerebbe incentivarle, non chiuderle, secondo me. Lo so, perché la musica comunque e la comunicazione in generale è cultura, fa bene, fa parlare, ascoltare, poi cantare in particolare, come ridere, allunga la vita e fa vivere meglio, ed è qualcosa che andrebbe coltivato. Però dai, e noi ci siamo. Teniamo duro, mettiamocela tutta sempre che le cose belle arrivano. Ma certo, e tu sai che noi siamo sempre aperti al 100% verso la musica indipendente, verso gli artisti che non sempre riescono a salire su grandi palchi. Non è il tuo caso, in questo momento sono veramente contento che ci siano palchi importanti per te. Te lo meriti, un rilancio alla grande per Davide De Marinis. Davide, dici soltanto cosa bolle in pentola, se c'è qualche nuova ospitata dove potremo vederti nelle prossime settimane, ma soprattutto cosa prepari per l'estate. Allora, le prossime settimane la prima cosa che mi viene in mente da dirvi è che il 26 maggio sarò ospite di nuovo dalla zia Mara, andrò di nuovo a Domenica In. Per tutti, vai! Certo, chiudiamo la stagione, Mara chiude la stagione di Domenica In invitandomi di nuovo, e quindi canteremo e balleremo tutti naturale con E poi invece per l'estate c'è proprio il Naturale Tour che prenderà il via da giugno. A breve ci sarà anche il mio sito dove scriverò tutte le date, le ospitate, dove andrò a promuovere la canzone, e spero di incontrare tanti amici che mi verranno a cantare e a ballare insieme a me. E niente, è un momento molto positivo. Ecco, aggiungo, seguitemi su Instagram, perché sono io che parlo e rispondo, perché molti non ci credono che sono io che rispondo, come se fossi un extraterrestre. Seguitemi su Instagram e condividete il video di Naturale, come dicevi tu, perché porta bene. Anche Fiorello l'ha detto, ha detto che è una canzone che porta allegria, porta buon umore, e cantarla è lunga la vita. È vero, ti cerco anch'io su Instagram, così ci seguiamo l'un l'altro. Senti, un consiglio da parte del Sammy Varin, sono l'ultimo che osa darti consigli, però ci provo anch'io. Secondo me questo pezzo deve andare alla grande sulle spiagge. Sai quando ci sono gli animatori sulle spiagge che fanno ballare un po' tutti quanti sul bagnasciuga, eccetera? Allora, tu devi fare qualche sorpresa ogni tanto, quando non se l'aspettano, e capitare in qualche spiaggia di Rimini, di Riccione, quelle belle affollate, e far ballare tu stesso la tua canzone, capito? Prova a fare questa sorpresa, secondo me veramente li fai fuori tutti quanti da ridere, perché non se l'aspettano. Questo pezzo di sicuro verrà utilizzato dagli animatori per far ballare la gente in spiaggia, dalle vecchiette di 90 anni ai bambini. Se arriva di colpo Davide De Marinis, guarda, sarà una sorpresona. Fammi sapere, Davide. Assolutamente, ti tengo informato. Buon lavoro, Davide, a presto, grazie. Un abbraccio a tutti, grazie. Viva. Ciao. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89 R 08453
01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. E grazie naturalmente a chi sta approfittando di questo odio più politico che altro verso Radio Padania, qualcuno che ci voleva far spegnere i canali DAB, già che ci siamo anche in canale 740, perché Radio Padania, le altre radio che fanno questa cosa, ma sì, vabbè, quelle che hanno 10 frequenze per illuminare la stessa città, e non faccio nomi, vabbè, ma cosa vuoi che sia, ragazzi? Ma se c'è Radio Padania di mezzo le facciamo un culetto così, grazie a voi che state aiutando Radio Padania attraverso il conto corrente postale 37671294. Scrivetevelo giù, dai, 37671294, intestato a Radio Padania, via Bellerio 41, Milano. Bastano 5 euro per aiutare Radio Padania, ma se ce ne date 8 ogni mese vi arriva a casa la tesserina populista di Radio Padania, signori. Tra poco un altro ospite, io apro le linee allo 0266203529, ma sapete che c'è Matteo Salvini perennemente in giro per stringere mani, per ascoltare la gente, cosa che i 5 Stelle purtroppo non sono capaci di fare. Loro sono capaci soltanto di chiudere le radio che ascoltano la gente. Beh, c'è un'ultima ora, Matteo Salvini atteso a Modena. In attesa di Salvini si tirano i sassi, lancio di sassi e scontri a Modena in attesa di Salvini. Una persona fermata, gli agenti hanno risposto con una carica. E sentiamo le vostre voci allo 0266203529. Pronto? Pronto, Sammy? Ciao. Ciao. Senti, ascolta, ora stanno diventando matti letteralmente per le storie dei 35 euro. Allora io dico, con 20 euro si può mangiare come? Poi per quanto riguarda i servizi, signori cari, fateglieli fare il loro letto, pulire i servizi igienici, ci vuole pure la cameriera. Questo non è ammissibile. Ma scusate, cerchiamo di ragionare un momentino adesso, per Bacco. Lo so, ma li facciamo noi i nostri servizi, ma loro perché devono avere la cameriera? Vengono qui, sono ospitati, va bene, devono mangiare, ok, però almeno i loro servizi se li facciano, almeno tengono pulito dove vivono, non ci vuole molto poi. Grazie cara, purtroppo sono neri, arrivano da guerra, molti sono anche gay, le donne sono quasi tutte lesbiche e non possono fare queste cose se appartengono a queste categorie. Le pulizie le facciamo noi, ragazzi, e anzi, se non gli diamo lavoro, ed è proprio il motivo per cui Matteo Salvini è incazzato, ragazzi, stanno smontando il suo decreto su questo fronte, se non gli danno lavoro a questi immigrati, anche se non hanno il permesso di soggiorno, no, bisogna darglielo, sono cavoli, ragazzi, diamo lavoro a tutti, belli e brutti, che arrivino da guerra, che siano profughi climatici, che si proclamino gay o lesbiche a sorpresa, perché c'è anche questa cosa che a sorpresa ti senti tutto d'un tratto gay. Ma questa cosa me la dovete spiegare, voi che avete scelto di avere un altro sesso. Come mai questa cosa? Vi siete ritrovati in una certa situazione, ok, col passare, ma non è che da un momento all'altro, soprattutto se arrivate dall'Africa, vi sentite gay di colpo. Cos'è? L'aria di Milano che vi fa sentire gay? Chiamami il prossimo ospite, Roberto Colombo, con tanta pazienza, perché ho fatto vedere 30 secondi di video dell'artista, ragazzi. Abbiamo trasmesso Davide De Marinis, naturale, e l'amico Zuckerberg, che li sto sul culo anche a lui come 5 Stelle, ha deciso che mi vuole bloccare. Il problema è che non blocca me, blocca il canale di Radio Padania. YouTube. Su YouTube non c'entra Zuckerberg,
No? No, non so, pensavo fosse Zuckerberg, allora mi scuso, il signor YouTube, no? Attenzione a Salvini Sassini, momenti di tensione intorno al presidio del centro sociale Spazio Guernica all'ingresso del parco Novi Sad, una delle 3 manifestazioni organizzate a Modena per protestare contro l'arrivo del leader della Lega e vice premier Matteo Salvini. Cioè, è il ministro dell'interno, non può andare dove cacchio gli pare. Gli amici dei centri sociali non lo vogliono. Oh, come ci dispiace. C'è il nostro ospite in diretta? Sì? E allora lo sentiamo, diamo il buon pomeriggio. Almeno lui non lo bloccano quasi mai. O sì, mi sa che ci hanno provato anche con lui. Giampiero Bonfanti di Nova Civilitas. Ciao Giampiero. Ciao Sammy, buon pomeriggio a tutti. E allora, sempre incazzati, vedi Giampiero, per una cosa, per l'altra. Io ho cominciato la trasmissione salutando l'amica Moretti del Partito Democratico, che ha avuto questa infame uscita con la storia dei crocifissi nei cimiteri, per cui è comodo, metti delle tendine, no? E se per caso passa qualcuno che non è credente o che il crocifisso gli sta sulle balle, tiri la tendina così non si vedono più i crocifissi nei cimiteri. Ma capisci che sembrano cose che uno non ci crede, come la storia delle teorie gender, che ancora qualcuno dice ma no, non esiste niente, eccetera, robe dell'altro mondo, non ti pare? Guarda, lo dicevamo, finalmente le persone riescono a capire anche, a vedere le cose come stanno andando. Il piano è ben preciso e adesso si sta dimostrando in tutte le sue sfaccettature, no? Chiaramente distruggere il cristianesimo, le nostre radici, la nostra cultura, rendere la società liquida e quindi dare questa impronta, no? di consumismo, cioè riuscire comunque a distruggere tutte quelle che sono le nostre tradizioni, no? le nostre cose, compreso chiaramente i crocifissi. Dimmi te se è una cosa sensata quella di mettere delle tende in una chiesa, insomma, voglio dire, se uno non vuole andare in chiesa può andarsene da un'altra parte, non è che ci si sta male. E sono segnali come dici tu di queste lobby che cercano di cambiarci con gentilezza ma anche con fermezza quotidiana, quella famosa finestra che tu citi ogni tanto e ci cambiano la vita e noi non ce ne accorgiamo e ce la troviamo cambiata. Questo è il punto, la finestra di Overton, qui si arriva e finalmente loro dimostrano, oramai siamo in una fase dove la gente non solo accetta ma anche desidera queste cose, perché chiaramente te la fanno passare, ti intortano, ti bombardano in televisione, su tutti il mainstream, insomma, ecco. Poi chiaramente le radio che hanno coraggio cercano di chiuderle, no? Cercano di dare dei segnali di un certo tipo e noi dobbiamo batterci per questo, perché comunque sia le forze del bene, come le chiamo io, poi per chi crede bene, chi non crede può dire le forze che si occupano di questi aspetti sociali devono essere unite, loro sono unitissimi, no? Per dare un'idea, tutte queste lobby sono molto uniti, anche se sono molto diversi tra di loro, perché chiaramente li confondono l'omosessualità con la transessualità, con tutto quello che c'è in ballo, però l'importante è essere uniti e contro il cristianesimo, contro le nostre tradizioni. E noi purtroppo siamo sempre abbastanza separati e questo è il punto, quindi il lavoro che noi facciamo come Nova Civilitas, mi permetto di fare un po' di pubblicità anche a movimento, quale faccio parte, è proprio questo collante, questo lavoro culturale, questo lavoro che è importante proprio per unire le forze, perché come io, questa è una cosa che io dico sempre, chi mi conosce lo sa, uniti si vince, questo è il punto, quindi bisogna sicuramente andare avanti. È vero, e noi ci siamo, non molliamo su tutti i fronti, soprattutto continuiamo a trasmettere, lo diciamo per chi magari ha letto delle cose strane, siamo sempre in onda sul canale 740, sulla Radio DAB, sul sito internet radiopadania.org, sull'applicazione Radio Padania, ma potete venirci anche a trovare qui a Milano negli studi di via Bellerio 41, se mi portate un salame è meglio, vi faccio entrare direttamente in studio. Nova Civilitas gira per l'Italia facendo informazione e il prossimo 8 maggio c'è un interessante convegno con Gianfranco Amato e altra bella gente. Raccontaci Giampiero.
Sì, allora, intanto anticipo un attimino, nel senso che noi a Varese stiamo facendo anche dei gazebo. Domani ci sarà Benito Tartaria in centro a Varese, in corso Matteotti, con il gazebo dei giuristi per la vita e Nova Civilitas, proprio per promuovere, domani e dopodomani, per promuovere questo bellissimo incontro, che comunque, se apparentemente può sembrare discostante da quello che è il tema della tua trasmissione, bellissima trasmissione che porti avanti da 4 anni, se apparentemente può sembrare discostante, in realtà è molto correlato, cioè si parla di autodeterminazione, cioè noi parliamo di autodeterminazione del sesso, parliamo di autodeterminazione chiaramente anche in altri campi. In questo caso si parla di eutanasia, che sarà per noi l'argomento che nei prossimi mesi sarà molto sulla bocca di tutti, cioè è molto attuale chiaramente. L'eutanasia è un'autodeterminazione, il fatto di dirsi fuori dai giochi e quindi togliere il disturbo, come si suol dire. Ecco, chiaramente tu puoi capire che per l'amministrazione noi non ci stiamo, e abbiamo organizzato questo bellissimo convegno dove ci sarà Gianfranco Amato, chiaramente il nostro presidente, che parlerà di questo argomento. Ci sarà una bellissima testimonianza di Lorenzo Moscon, che per chi non lo conosce è un ragazzo neurolaureato in lingue, quello che è comunque affetto da triplegia spastica, praticamente lui è un invalido al 100%, però è una persona eccezionale, dà una testimonianza pazzesca e una voglia di vivere che una persona con questo tipo di difficoltà può anche, cioè è molto interessante sentirlo. E chiaramente c'è la nostra amica, la Raffaella Frullone, la nostra amica giornalista, che presenterà la serata, e quindi diciamo che il convegno si prospetta veramente molto 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 interessante. Se posso aggiungere, ci sono un altro paio di appuntamenti al volo. Domani c'è Costanza Miriano a Novara, per chi vuole andarla a vedere, praticamente presso l'Istituto Salesiano di San Lorenzo, domani sabato 4 maggio alle ore 10, in Baluardo La Marmora 14. L'associazione Life, Libertà, Famiglia, Educazione. Noi abbiamo collaborato come Nova Civilitas, siamo in mezzo insieme all'Ages, che insieme a tante altre associazioni. Famiglia come palestra della vita, non c'è relazione senza cura. E l'ultimo incontro che volevo fare, un invito, ecco, per chi è di Crema o nei paraggi, domenica 5 maggio ci sarà chiaramente per chi è credente, un rosario, ma sui 40 giorni a difesa della vita. Perché è importante? Perché questo chiaramente è un rosario contro l'aborto, o l'aboro in difesa per la vita e quant'altro, ma perché è importante? Perché il 5 maggio, nello stesso giorno, ci sarà pure il pro-life e Arcigay, cioè l'Arcigay, praticamente fanno una manifestazione. Quindi Crema sarà molto molto calda domenica, e speriamo insomma che i nostri angeli custodi, le nostre forze dell'ordine, come dice sempre Matteo Salvini, che ci aiutino in questa a tenere un attimino bisogna pregare tanto, perché quelli dei centri sociali non si lasciano commuovere dalle preghiere, e quelli menano e basta, hai capito? Ma lì c'è anche da capire questo, perché poi queste persone, ma da dove pensano di essere nati? Cioè mica da una provetta o da qualche cosa, cioè, questi sono arrivati è tutto lì il discorso, quindi bisogna far capire, ecco, con la ragione, in maniera laica chiaramente, e poi dopo la preghiera c'è chi ci crede e c'è chi non ci crede. Nel mio caso io prego, però bisogna anche far capire con la ragione che tutti arriviamo da un discorso naturale e che tutti dobbiamo capire che possiamo avere la nostra idea della vita, ecco, questo è il discorso. Minimo, e noi cerchiamo di fare informazione, qualunque sia il vostro pensiero, poi avete il vostro cervello e lo fate funzionare, ma l'importante per noi, che siamo giornalisti di RPL, è fare quell'informazione che purtroppo non si usa fare sugli altri canali, perché è scomoda, perché parlare di aborto, cosa fai? Parli di aborto e spieghi che ci sono altre possibilità al posto di abortire. Sì, io lo spiego. Poi la donna, ci mancherebbe, c'è una legge, può fare quel cavolo che gli pare, ma deve sapere che ci sono altre possibilità, che l'aborto non è un anticontrattivo, che cavolo. Ricordiamo, Giampiero, il sito internet dove trovare maggiori informazioni su Nova Civilitas.
Sì, io invito tutti a cercarci, noi potete trovare www.novacivilitas.it oppure sulla pagina Facebook Nova Civilitas. Lascio anche il mio cellulare a chiunque mi voglia contattare, le nostre iscrizioni sono gratuite, sono aperte, chiunque voglia fare parte della nostra associazione entra in un giro chiaramente prevalentemente culturale, noi facciamo anche prepolitica, ma facciamo anche opere perché siamo ispirati un pochettino, siamo un po' sulla scia benedettina, ma al di là di tutto si parla molto di cultura, abbiamo delle punte di diamante nel nostro interno e quindi chiaramente cerchiamo veramente di fare un lavoro di collante, ma anche per spiegare questi argomenti che sai, 4-5 anni fa, e io tutte le volte che mi collego con te, Sammy, cioè, mi emoziono perché tu hai un coraggio veramente da leoni. 4-5 anni fa parlavamo di questa roba qua certo. e ci davano dei pazzi. Adesso la gente dice, ma adesso cosa facciamo? Forse bisognava muoversi prima, però non è mai tardi, insomma, noi siamo qua, ecco, lavoriamo, stiamo assieme e sicuramente... Ricorda il tuo numero. 329 651 8327. Buon lavoro, ciao Giampiero. Grazie, ciao. Grazie, un abbraccio, ciao a tutti. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Stiamo per fare un viaggio in un mondo misterioso e pieno di insidie, un posto fantastico con UFO, strani incontri e storie di rapimenti alieni. Spazio pomeriggio con Davide Volpin tutte le domeniche su RPL dalle 16 alle 17, i dischi volanti e grande musica. Chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi. Volo basta perché sono una donna di 70 anni che ieri, abitando a Cornigliano, alle spalle di Cornigliano, in collina, sono scesa giù, ho trovato che di italiani non ce ne sono più. Fra call center, negozi di frutta e verdura, la nostra piccola imprenditoria, i locali, i negozietti belli che c'erano, non ci sono più, ci sono solo cineserie, parrucchiere cinesi, frutta e verdura bengalese e vabbè. Volevo dire, io sono una donna che vive con 23 euro al giorno. Le sembra normale che io mi devo pagare il bus, l'affitto, la luce, il gas con 23 euro al giorno e nessuno pensi a noi? E questi 35 euro sembra che muoiano di fame. Vogliamo un po' basso, pensiamo anche a queste persone come me che hanno lavorato una vita, per cortesia, e quei giornalisti che sono seduti tutto il giorno col culo nei talk show, si vergognino a parlare così, vadano nelle periferie a vedere come viviamo, come vive la gente. Guarda, tutti questi preti che accolgono, passano giù a squadre questi neri, a squadre giocando, scherzando, col telefonino, e io mi rodo non perché sono razzista, perché vedo delle cose vergognose nei confronti degli italiani. Salutiamo anche gli amici che ci guardano in radiovisione sulla pagina Facebook di Sammy Varin o su quella di Radio Padania, perché a volte voi vi perdete questi siparietti strampalati tra Sammy Varin e il regista Roberto Colombo, che non vanno in onda in diretta radio, ma che vanno in onda in diretta ambientale sulle pagine Facebook. Quando avete tempo e voglia, fateci un giro, basta digitare su YouTube Radio
Radio Padania Libera, ci sono tutte le nostre trasmissioni, radiovisioni, e pure su Facebook le trovate, finché non ci bloccano, of course. Signori, grande musica indipendente su RPL, solo artisti indipendenti nella mia trasmissione. Lei ha soltanto 18 anni, ma una voce splendida, canta così distanti. Greta Lamè, scritto Lamai con la Y, cercatela subito, ma sentite che pezzone. Della musica indipendente, quella che non gira su Radio Dimensione Suono o su Radio DJ perché non paga, tra virgolette, of course. Ci sono dei pezzi stupendi, delle voci fantastiche, degli artisti, in questo caso giovanissimi come Greta Lamai, che ha 18 anni, che meritano di essere ascoltati. E noi, come RPL, da sempre, lo sapete, trasmettiamo gran parte della bella musica che non gira sulle altre radio. Artisti indipendenti, attori
indipendenti girano quotidianamente su queste frequenze, e se avete qualche cosa da trasmettere ma non trovate il palco, rivolgetevi a Sammy Varin, scrivete una mail a sammy.varin@radiopadania.net o venitemi a trovare direttamente nei nostri studi di Milano, via Bellerio 41 Milano, e complimenti a Greta Lamai con la Y e al suo papà che si sta dando da fare come non mai per promuoverla. Qualche messaggio, e sono tantissimi, al 346 642 7756, questo è il nostro numero di WhatsApp, ma anche in radiovisione c'è la possibilità di scriverci. L'ultimo che si è sintonizzato è Giovanni Gabrielli. C'è Bernardino che scrive: ciao Sammy, dobbiamo aspettare il voto delle europee e dargli una volta per tutti una mazzata a questi che esternano tutto il loro livore per chi non la pensa come loro. Sono persone piene di odio. La democrazia per cui si riempiono la bocca per loro è un'illustre sconosciuta, e forse si riferisce agli amici che stanno aspettando Matteo Salvini a Modena per fargli un culo così. Lancio di sassi e scontri a Modena in attesa di Matteo Salvini. Una persona fermata, gli agenti hanno risposto con una carica. Cioè, è vergognoso, ragazzi, che uno non possa andare a parlare alla gente. No, a Modena non puoi entrare. Bah, chiama la democrazia. Chi vuole parlare in diretta con me può chiamare 0266203529, ma lo sapete, nel pomeriggio gender di Sammy Varin ogni venerdì dalle 14 alle 16 cerchiamo di parlare del futuro dei nostri bambini, dei nostri figli, dei nostri nipoti, del nostro futuro. Molto spesso invitiamo anche persone che non si sono arrese davanti alle sfortune della vita e le hanno trasformate in fortune. Mi sto riferendo ai diversamente abili o portatori di handicap, se siete ancora antenati, e a chi ha questi problemi ma con la testa alta li affronta, e molto spesso, e ne abbiamo tanti esempi, salutiamo il Matteo Tiraboschi, l'artista non vedente che viene sempre a Pontida e canta sul palco il Va Pensiero davanti a 100.000 persone. Lui è uno che non si è assolutamente arreso al fatto di aver perso la vista, anzi ha acquistato nuovi superpoteri perdendo la vista, e questo capita in ogni caso. Chiaro che non bisogna buttarsi giù, è chiaro che ci deve essere qualcuno che ti dia una mano. E allora parliamo di distrofia muscolare, la distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, una malattia genetica che al momento non ha una cura, e ci vuole qualcuno chiaramente che vi dia una mano, perché in alcuni casi non si riesce ad andare avanti da soli. Abbiamo in linea la cofondatrice dell'Onlus AIDMED, Anna Casati. Buon pomeriggio, Anna. Buon pomeriggio. E grazie a tutti quanti. E grazie naturalmente. Anna, è un onore per me lasciarti spiegare di cosa tratta la tua Onlus AIDMED, da cercare subito su internet, ma lo dico subito, ragazzi, siamo in tempi di dichiarazione dei redditi. Molti di voi mi dicono sì, va bene, allora c'è il 2 per 1000 e chiaramente lo diamo alla Lega, e a chi se no l'8 per 1000, ma sì, vedremo, se mi gira lo do a qualche religione cattolica, ma poi c'è anche molta gente che adesso lascia stare perché con quello che stanno combinando. Ma il 5 per 1000 a chi lo do? Ad esempio a questa associazione sulla distrofia muscolare di Emery-Dreifuss. Ma intanto lascio parlare te, Anna. Che cosa provoca prima di tutto questo particolare tipo di distrofia muscolare?
Allora, questo tipo di distrofia muscolare purtroppo comporta un decadimento piano piano in alcuni casi, ma molto spesso anche con procedimento molto veloce i muscoli. La cosa però i muscoli scheletrici, i muscoli respiratori, molto importante però e molto devastante il discorso del cuore. Purtroppo è una patologia che ha delle forme aritmiche al cuore che sono le classiche morti improvvise, che se purtroppo come patologia colpisce prima il cuore diciamo ci può essere un arresto così. Pertanto è per questo che anche noi come associazione ci siamo messi in gioco un pochino come pazienti per evitare tutto questo. Ci siamo accorti che purtroppo la ricerca scientifica è molto sofferente per mancanza di finanziamenti. È per questo che ci siamo attivati con le nostre difficoltà, siamo comunque aiutati da familiari ed amici proprio per cercare di risolvere questi problemi. Soprattutto, come dicevate voi prima, anche il discorso diciamo dei nostri bambini che ci stiamo rendendo conto che inizia a colpire questa malattia sempre in età più precoce, anche se sembra insomma l'età più precoce e non si capisce neanche bene perché, anche perché poi è una patologia che anche all'interno della stessa famiglia può colpire in modo diverso. Infatti il nostro obiettivo è quello di trovare giusto una terapia affinché i nostri bimbi, come tutti i bimbi che guardano il futuro con occhi di speranza e ti chiedono perché nonna, lui corre più forte di me, perché io cado sempre, perché non riesco ad alzarmi. È vero che se mangio corro più forte, divento più forte. Purtroppo sono tutte quelle domande che un nonno, un genitore fa molta fatica a rispondere perché non hai risposta. Perciò noi quando ci siamo messi in gioco abbiamo proprio pensato giusto di raccogliere fondi. Non è facile oggi raccogliere fondi per la ricerca, però in ogni modo cerchiamo di fare iniziative di ogni genere, da banchetti a cene, a biciclettate, a insomma qualsiasi cosa che ci possa. Aspetta che sto sbirciando, ho condiviso sulla mia pagina Facebook un evento proprio per le prossime ore, eccola qua, Non ti pago, commedia in 3 atti di Edoardo De Filippo, teatro parrocchiale Corlo di Formigine, provincia di Modena, e domani 4 maggio ore 21 incasso sarà devoluto all'Associazione Italiana Distrofia Muscolare di Avery Dreyfus. E questo incasso in modo particolare sarà, verrà utilizzato per un progetto che noi associazione abbiamo attivato. Perché noi fino adesso abbiamo cofinanziato nel nostro piccolo ricerca di base, che è fondamentale per capire il perché di queste patologie. E non è facile, anche perché la mutazione di questo gene, che è della lamina C, comporta un sacco di diverse patologie, tutte molto devastanti, dall'Emery Dreyfus all'ipodistrofia, alla progeria ed alcune altre. Perciò questa è una ricerca di base che comunque noi vorremmo perseguire a cofinanziare. Visto comunque i risvolti anche di questa ricerca e quello che sta avvenendo sulla ricerca di epigenetico, noi come associazione ci siamo impegnati ad avviare un progetto di CRISPR-Cas9, perciò tutte le nostre iniziative al momento vanno a integrare quanto già abbiamo a disposizione per poter evadere questo progetto. È un progetto che ci costa molto, perché ci costa 107.000 euro, che però è un primo approccio, è un progetto di CRISPR-Cas9 e le chiamano anche forbici intelligenti. Praticamente verrebbe
a sostituire, prima con prova, diciamo, nelle provette, il DNA difettoso. Sarebbe una terapia abbastanza rivoluzionaria, una terapia definitiva quasi per le malattie genetiche. Noi ci siamo messi in gioco e praticamente abbiamo coinvolto la dottoressa Giovanni Lattanzi, che è la prima ricercatrice dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR, e la dottoressa Alessandra Recchia, che è prima ricercatrice di Medicina Rigenerativa Dipartimento Scienze della Vita di Unimori qua di Modena. Oltre vede coinvolti il DEST di Milano e il Gasini di Genova. È un progetto che come primo approccio si ipotizzano, anzi è certa la cosa, si prova ad applicare questa tecnica su 3 varianti della patologia, perché l'Emery Dreifuss ha varie varianti, sia l'Emery Dreifuss da emmerina, perché sono 2 tipi di Emery Dreifuss, c'è l'Emery Dreifuss da carenza di emmerina e l'Emery Dreifuss dovuta alla mutazione del gene lamina C. La ricerca scientifica è correlata a queste 2 patologie, non si può escludere l'una o l'altra, insomma va avanti pari. Ecco, come primo approccio comunque ci vogliono sempre comunque una verifica di 8-10 mesi. Dopodiché diciamo ci sarà un altro approccio sempre in vitro per vedere un attimino la procedura e io direi dopo qualche mese della positività di questo si è pensato di estendere la ricerca a tutte le varianti dell'Emery Dreifuss e questo comporta perciò un successivo step di altri finanziamenti, insomma. Per questo che noi facciamo appello chi ci può donare il 5 per 1000, che comunque non comporta niente al donatore, perché può donare il 5 per 1000, non esclude l'8 e non esclude il 2 ed è insomma per noi fondamentale. Importante. Guarda, ci sono qua io che ho già pronto il codice fiscale che molti sono pronti a segnare. Allora, se volete donare il vostro 5 per 1000 all'AIDMED Onlus che fa studi per la distrofia muscolare di Emery Dreifuss, segnatevi questo codice fiscale 941618368, ripeto 941618368. Ho detto bene? Detto benissimo. Poi se qualcuno vuole fare delle donazioni che comunque donando alle Onlus si possono detrarre dalla denuncia dei redditi, a noi ci aprirebbe il cuore, insomma, anche perché ogni donazione che arriva, diciamo, a noi dà sempre più speranza per arrivare a un traguardo, chiamiamolo definitivo, insomma, per questa patologia. Assolutamente, ragazzi, assolutamente. Anche perché quando ti fanno queste diagnosi, insomma, ti si rompe un pochino, vedi tutto nero, insomma. Lo immagino. In più quando vedi questi bambini, come ripeto, che sono fiduciosi, vedono il mondo con occhi, mi vedi un po' al crudo, ragazzi, di fiducia. Potete immaginare, anche per i genitori, per i nonni, insomma. Assolutamente. Anna Casati, cofondatrice di AIDMED Onlus, c'è anche un sito internet, come si chiama? www.aidmed.org. Fatevi un giro, ragazzi, e se non avete capito e poi qualcosa. Siamo anche su Facebook, perché chi volesse insomma sintonizzarsi, vedere anche quello che stiamo facendo, è importante anche questo, insomma. È un pochino lungo come che AIDMED Onlus _ a metà, laminopatia, distrofia muscolare tutto attaccato di Emery Dreifuss. Questo è il nostro sito e ci potete scrivere anche sulle email associazione.edmd@libero.it. Maimula. Domande. Maimula, come si dice qui in via Bellerio. Grazie Anna Casati, cofondatrice di AIDMED. A presto Anna, buon lavoro.
Buon amore, grazie mille. Ciao, Arrivederci. ciao, grazie. ciao. E adesso non lo so se vi sentite meglio o peggio, ragazzi, ma se vi siete segnati il codice fiscale probabilmente vi sentirete meglio. Vi faccio sentire ancora meglio perché vi faccio entrare due personaggi che sono lì dall'altra parte del vetro. Venite dentro, dove la Lega governa e governa bene. Ciao. Presentatevi alla nostra popolazione, perché giustamente, ci sono 5 minuti. Vieni qua. Allora, il più grande e grosso, forse anche più conosciuto perché è molto alto e grosso, perché lo vedono, soprattutto perché è grosso. No, lo vedono da lontano. Poi se lo vedete, di solito dentro nei servizi d'ordine, alle varie manifestazioni, quelli che non vi fanno entrare nelle zone, eccetera. Presentati al popolo. Ciao leghisti, sono Meroni Augusto, consigliere comunale di Cinisello Balsamo. E vai, Ago Meroni, e di fianco un'altra bella tosta, un po' più piccolina, ma è meglio perché da piccolina ti intruffoli meglio. Io sono Cetirao, consigliere comunale Cinisello Balsamo. Chiaramente parliamo di dove la Lega ha cominciato a governare dopo milioni di anni che c'era soltanto sulla sinistra. Esatto. Ditemi qualche bella notizia, dai, tiratemi sul morale. Qualcosa siamo pronti per la campagna elettorale? Sì. Cerchiamo di sbancare anche in Europa. Eccolo, vedi, non siete abbastanza contenti che state governando Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, e Bresso, e qua, e là, ovunque, sta vincendo la Lega ovunque, non ci si arrende. Non ci si arrende mai, il leghista non si arrende mai. Senti, c'è qualche nome, noi non possiamo intervistare i candidati perché siamo in par condicio, ma qualche nome si può fare, c'è qualche nome a cui voi tenete in modo particolare? Angelo Ciocca sicuramente. Vabbè, il Ciocca, che cavolo. E poi la Tovaglieri. La Tovaglieri sì, la sto sentendo molto, anche perché è roba territoriale, Busto Arsizio, e io abito a Cassano Magnago, per cui se non voto la Tovaglieri sono scemo, ma poi è chiaro, ci sono pezzi da 90 come Oscar Lancini che ha fatto di tutto, cioè ancora un po' anche la carta igienica, ha fatto le cuffie con scritto vota Lancini, cazzolina, non me ne ha data neanche uno. Oscar, che aspetti? E poi, insomma, personaggi tosti di tutti i territori, parlo anche con voi del centro, del sud Italia, sono rappresentanti importanti di tutta Italia. Chiaro che non potranno vincere tutti, però è una bella banda. Ma secondo me comunque con la Lega al 30% ne entreranno parecchie. Sì. Per me non serviranno neanche tante preferenze. Sì, probabilmente, poi sai, Matteo Salvini è sempre capolista, per cui quello fa da traino a tutti. Quello fa da traino in questo senso, e speriamo di riuscire a mettere la parola fine a questa Europa che non ci piace, che va rifondata, che va rifatta su immagine e somiglianza dei popoli, della gente, senza inventarsi cose strane, ma senza dimenticare la povera gente che è fatta, l'Unione Europea è fatta dall'unione di tanti popoli che sono diversi ma sono sempre all'interno dell'Europa. È un po' come l'Italia, signori. Cosa diciamo noi adesso? Uniti ma all'interno delle differenze. Esatto. Siamo diversi e le nostre... la Lega l'ha sempre detto questo comunque. Cazzolina, le nostre differenze sono bellissime, vanno esaltate, non vanno nascoste, vanno esaltate. È chiaro che uniti all'interno delle differenze ma anche delle responsabilità, e non è che ognuno fa il cacchio che gli pare. Non c'ho più soldi, ci pensa lo Stato a ripianare i debiti di Roma e compagnia bella. No, a parte che siamo deficienti noi, che col federalismo fiscale l'unico decreto attuativo che abbiamo mandato avanti è stato quello per Roma Capitale. Salutiamo chi ancora tiene chiuso le istruzioni per l'uso del federalismo fiscale in un cassetto. Roberto Colombo, riusciremo mai ad averlo il federalismo fiscale? Ci sta facendo un segnaccio. In 3 mosse, ma possiamo immaginare quali, saranno tutte risolutive. E noi salutiamo dando tanti baci ai nostri amici dei 5 Stelle, a cui vogliamo molto bene. Ma quest'oggi avete visto, Salvini si arrende sul caso Siri, il giornale lo mette a tutta pagina, botte tra alleati anche sulle province, chi le vuole se ne vada, e io non dico niente perché non capisco niente di politica, ma qualcosa ogni tanto invento.
ci sarà, se Siri effettivamente fa un passo indietro, gli amici dei 5 Stelle dovranno fare non un passo ma un salto in avanti mentalmente, perché lo dico sempre, sono simpatici ma sono un po' gnuchi, ma poi arrivano sul fronte autonomia e sui fronti che la Lega da sempre è lì che aspetta. Staremo a vedere, ragazzi. Scommettiamo che tra 6 mesi questa storia qua è già svanita e Siri ne esce pulita. Ma certo, non ho dubbi. Sicuri. Come è successo in Piemonte, no? Porco cane. Rovinata la carriera e dopo non aveva fatto niente. Roberto Cota and company, ragazzi. Sì, ma è successo a molta gente. È che a volte ci si azzecca, ma quasi mai, capite? E intanto la vita politica, ma non soltanto politica, è una piccola cosa, la vita quotidiana della persona è rovinata. Ragazzi, viva Cinisello, sempre. Mi raccomando, in battaglia, ci vediamo. Il 18 di maggio siamo in Piazza Duomo tutti insieme, a Milano. mi raccomando, partecipate. Assolutamente. Allora, a te ti vedremo poco, ma cerchiamo di tirarla su in alto. Parte del servizio di sicurezza. Ma dai, così e becca quelli sotto. Avrà la pettorina in gonnella. Sotto una certa altezza vi becca tutti quanti, no? Ago solo quelli alti. Sì. A me mi vedete soltanto se c'è il sole, perché con la pelata spiccherò praticamente, divento fosforescente. L'appuntamento per sabato 18 maggio è in centro Milano, da Porta Venezia. Il corteo, non so se lo fanno solo i giovani o anche i vecchi. No, anche i vecchi possono fare. Anche i vecchi potete fare corteo, anche voi vecchietti. Ci si ritrova tutti in Piazza Duomo e cercate la pelata di Sammy Varin. Viva Cinisello! Ciao! Ciao a tutti! Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Liscio non ti lascio, tutte le domeniche su RPL, dalle ore 13 alle 13:30, a cura di Sammy Varin, a conduzione di Dino Angelini. E mentre qui c'è qualcuno che sta preparando il battipanni elettrico, non l'avevo mai visto, è un battipanni elettrico, sono troppo avanti i leghisti. Alle 15:32, buon pomeriggio gender da Sammy Varin, ma anche buona mattinata, perché questa trasmissione va in replica all'alba. Ogni mattina dalle 5:30 alle 7:30 del mattino c'è nuovamente in onda Sammy Varin, e ogni venerdì io faccio un colpo di telefono al contadino. Chi è il contadino? Ma è lui, Ernestino Roveda, ciao! Ciao Sammy e buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori. È sempre un piacere quando si parla di buon vino, di vino fatto come una volta, ma soprattutto fatto in casa, perché lui davvero alla casa fai 5 passi e c'è la sua cantina, ne fai 10 e c'hai i vigneti dietro casa sua. Beh, Ernestino Roveda è l'esempio di come si possa credere nelle tradizioni, nelle identità e far pagare il vino il prezzo giusto. Perché? Perché non hai gravi sulla filiera. Il vino, l'Ernestino Roveda,
ve lo porta a casa lui, non ci sono intermediari. Il suo vino, non so se lo sapete, ma non si vende nei supermercati, no, lui lo vende porta a porta, lo vende attraverso il passaparola, lo vende attraverso Radio Padania, lo vende attraverso, ma è un caso, la Lega, perché casualmente l'Ernestino Roveda l'è della Lega, ma lo vende anche a un amico del PD o dei 5 Stelle, non dovete scandalizzarvi. A tutti. Ernestino, ricordiamo che cosa produci. Allora, produco la Bonarda, la Barbera, il Riesling e il Pinot Nero vinificato bianco. Questi sono i vini DOC. Poi il vino GT, la Croatina, il Rosato o la Barbera GT. Per avere il mio vino basta telefonare allo 0385 60 127. Poi volevo ricordare che io il 19 di maggio, dalle 8 alla 1 del mattino, sono a Melegnano al mercato agricolo dei contadini. Urca, fa fino alla 1 di notte. No, l'una del pomeriggio, no. Pensavo che facessi una notturna, ho detto, no, una notturna la facciamo al mio paese il 9 di giugno, facciamo Bevi a Montù, è una rassegna dalle 11 di mattina alle 11 di sera. Nel centro storico ci sono tutti i produttori del vino locali del comune con i vari gazebo e se vuole può assaggiare. E poi ci sono gli agriturismo che fanno da mangiare e i banchetti che vendono solo gastronomici e basta. Ma che bello, avremo modo di ricordarlo, signori, ma adesso segnatevi giù il numero di telefono, perché chiamando adesso l'Ernestino Roveda già la prossima settimana vi porta il vino. Vai con il numero 0385 60 127 0385 60 127. Chiamate adesso, dite ho sentito il Roveda su Radio Padania, voglio provare il suo vino. Ernestino, buon lavoro, ci sentiamo alla prossima. Grazie a te Sammy, ciao a tutti, ciao. Audace, istintivo, fuori controllo. Fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ma rivoluzionari. Radio Padania, radio populista. È tempo per noi di creare una nuova nazione. È tempo di essere padroni del nostro destino. Libera la bestia che c'è in te. Liberate la bestia che c'è in voi con la musica indipendente che gira su RPL. Roby Cesana, la sua L'arte del vivere.
Nel pomeriggio gender ci parla dell'importanza dello sport, soprattutto per i nostri ragazzi. Qui Parlamento. Allora, passiamo la parola all'onorevole Belotti, prego. Sì, allora, grazie veramente della vostra presenza che è fondamentale, visto anche abbiamo super esperti del settore. Allora, in modo molto sintetico, così magari do anche degli spunti per le repliche. Federfuni, il casco è obbligatorio fino a 18 anni, alcune regioni lo hanno applicato, il Piemonte, attenzione a quelle stazioni sciistiche transfrontaliere, non essendo l'obbligo previsto in tutto l'arco alpino dall'altra parte. Però voi stessi dite che c'è una coscienza comune, quindi anche sugli adulti l'impatto, vi chiedo, quanto può essere l'impatto se dovessimo obbligare a estendere l'obbligo anche agli adulti? Un impatto talmente negativo da favorire chi è dall'altra parte, cioè favorire le stazioni sciistiche di Svizzera, Francia e Austria, oppure possiamo dare invece la spinta a Svizzera, Austria e Francia perché si estenda anche in quei paesi l'obbligo, perché purtroppo ogni volta che capita qualcosa, e qui l'abbiamo visto perfino con i bambini con la slitta e col bob, cose drammatiche, ovviamente il problema emerge in modo forte. E se riuscissimo a far tesoro di queste disgrazie, almeno per evitare che in futuro ce ne possano essere, penso che possa essere anche utile. Teniamo presente che comunque se non si penalizza un settore troppo, ovviamente c'è un altro settore, quello della produzione dei caschi, che può avere un mercato importante. Non tanto solo per l'Italia, dove c'è mi dicevate che anche in quell'audizione qui forse l'80-90% già utilizza il casco, ma se dalle altri paesi non c'è, è ovvio che c'è una possibilità per chi produce caschi in Italia di poter avere un mercato importante all'estero. L'idea, la proposta per la formazione del personale da parte del personale del 118 in forma gratuita del personale di sicurezza delle piste, la ritengo personalmente corretta. Sulla questione, ecco, apprezziamo questa apertura e non preclusione totale verso lo sci alpinismo. La montagna è importante, l'economia di montagna è importante che resti viva, e se cambiano le mode non è che bisogna restare ancorati agli anni passati. Lo sci alpinismo è una forma in grande crescita, di turismo in grande crescita. Mi fa piacere che lo riteniate, date questa disponibilità a trovare delle soluzioni condivise, non solo delle soluzioni di parte. Quindi il sollecito è a capire che c'è un'utenza che preferisce avere le pelli di foca e farsela a piedi, i rifugisti in cima alle piste ne traggono grossi vantaggi. È ovvio che però chi gestisce le piste non li vuole avere tra i piedi la sera, di notte, quando sono lì a sistemare le piste o le hanno appena sistemate. Questo sicuramente, però dobbiamo trovare una soluzione. Sulla Federazione Sport Equestri, quella del riconoscimento giuridico del secondo atleta è sicuramente interessante, è un problema che va posto in termini soprattutto burocratici, e ne terremo in considerazione con tutti i limiti che possono e i vincoli che ci possono essere, però avete posto una questione sicuramente che dovrà essere analizzata. Sulla questione che non c'è nessun cenno alle famiglie, soprattutto per quanto riguarda gli incentivi fiscali, noi pensiamo, e se ne è discusso parecchio in tutte le audizioni,
quel mondo di volontariato, come dice il Presidente Carraro, che è il volontariato nel mondo dello sport, sapete bene, è fatto da due parti. Una parte di quelli che ci lavorano e una parte di quelli che ci danno, che ci investono nella squadretta del paese, nella piccola società della comunità, non per un ritorno di immagine come può essere lo sponsor sulla prima maglia, il primo sponsor sulla maglia che costa milioni di euro, ma per una questione di passione, di legame verso magari i figli che giocano in quella squadra. Però queste sponsorizzazioni tengono in piedi le squadre, le società, e stiamo pensando delle forme di agevolazione verso quelle. Estenderlo alle famiglie, per carità, se sono le famiglie stesse che contribuiscono con ovviamente il tesseramento, le quote di iscrizione alle varie scuole calcio, scuola sci, quello che è, a tenere in piedi la società sportiva, è una questione che prendiamo atto e valutiamo. Sulla questione degli enti di promozione sportiva, sì, ovviamente c'è stato ribadito da più parti che vanno normate, però ricordiamoci che comunque gli enti di promozione sportiva, se sono corretti e non sono degli abusi, sono fondamentali, perché hanno quell'aspetto che magari le federazioni non possono considerare, che è quello dell'amatoriale, e che coinvolge milioni, non centinaia, milioni di italiani. Quindi certo dobbiamo evitare che si inventino i tesserati o che si inventino forme per poter avere agevolazioni per speculazioni strane. Per quanto riguarda il consigliere Ferriani, sicuramente quello del Ministero dello Sport è un auspicio che nella Commissione dello Sport penso che tutti assecondiamo, quindi in prospettiva è importante. Dal Presidente Carraro apprezziamo questo suo storico modo pacato, saggio di analizzare le questioni. Spero che tutti prendano atto di quanto è stato detto sul trovare la condivisione e l'unanimità su un provvedimento di legge che riguarda lo sport. E loro lo sanno benissimo, ne abbiamo parlato altre volte, qui c'è la massima disponibilità sia a non contingentare i tempi, tant'è che abbiamo prorogato, era previsto l'iscrizione in aula a fine maggio, l'abbiamo prorogata a giugno, e con la massima disponibilità a raccogliere suggerimenti, consigli, non solo da parte degli auditi che abbiamo invitato noi, perché ci tenevamo ad avere più persone possibile, sia da parte delle varie forze politiche. Quindi la volontà espressa da Presidente Carraro di trovare l'unanimità c'è assolutamente da parte nostra, spero che ci sia, ma ne sono certo, da parte di tutti, ovviamente ascoltando quelle che sono le varie proposte. Sulla semplificazione ci trova perfettamente d'accordo. Il problema è che dalle intenzioni riuscirle poi a tradurre nella pratica è sempre difficile, perché poi quando trovi qualcuno che fa il furbo, per evitare che vada avanti il furbo, devi per forza mettere dei vincoli maggiori. E i vincoli sono una rottura bestiale per il dirigente della piccola società che si trova a passare più tempo, anziché sul campo o sulla pista, dietro a fare alle scartoffie. E questo è vero, però cercheremo di tenere in considerazione questo fondamentale consiglio che e proposta che ci è stata data. Sui tempi, adesso per essere pratici, lei sa benissimo, essendo anche stato in Parlamento, i tempi qui non sono proprio così da 100 metri in pista. È una delega
deve passare, cioè ci sono tutti dei tempi che i suoi 6 mesi di auspicio, speriamo che, la mettevo al contrario, speriamo che arrivino prima, ma arriveranno sicuramente dopo, ai 6 mesi di prova che ha chiesto lei. Grazie. Qui Parlamento. E grazie al deputato Daniele Belotti, signori. Matteo Salvini in giro per l'Italia, è stato a Reggio Emilia, accoglienza da star, dice il Resto del Carlino. In una città blindata il leader della Lega ha tenuto un comizio in piazza Casotti a Reggio Emilia, ha poi passeggiato tra la gente, il vento sta cambiando, pochissime le contestazioni. Non è così invece a Modena, dove sta per arrivare Matteo Salvini. Una persona fermata, gli agenti hanno risposto con una carica, lancio di sassi e scontri a Modena in attesa del capitano. Ma adesso andiamo negli Stati Uniti, signori, perché questo è il pomeriggio gender e lo sapete, ogni strana teoria per cui non sei maschietto se hai il pisellino o femminuccia se hai la farfallina arriva dagli Stati Uniti, dove c'è comunque un presidente degli Stati Uniti, Trump, cattivone, che cerca di combattere tutte queste deviazioni. Beh, ce ne parla il collega Giuseppe Brienza. Ciao Giuseppe! Ciao Sammy e a tutti gli ascoltatori di Radio Padania, speriamo ancora molto libera. Non abbiamo ancora chiuso, è vero Giuseppe? Vai. Ci siamo ancora, sì. Sì, io mi abbonerò subito. Grazie. Raccontaci cosa sta per arrivare in Italia, quale altra fantasia gender, ma soprattutto cosa sta combinando negli Stati Uniti il presidente per cercare di mettere un po' le cose a posto? Beh, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare il controcanto ai grandi media che ci presentano Donald Trump sempre sotto un certo lato e ovviamente un lato negativo. Ricordiamoci che il prossimo anno ci sono le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e quindi ci sono molti meccanismi, molti gruppi di potere all'azione, perché questi primi 3 anni e passa sono stati un vero terremoto. Ovviamente non possiamo parlare in pochi minuti di tutto quello che ha fatto e che sta facendo Donald Trump. Io però vorrei dire che non è il nostro politico ideale, ovviamente, ma ci piace per negazione, come per esempio ha scritto Marcello Veneziani. Innanzitutto perché è la bestia nera del politicamente corretto. E poi sinceramente i grandi risultati socio-economici che sta raggiungendo non sono da poco. Io dico solo un dato che fra l'altro ho preso dal Sole 24 Ore. Gli Stati Uniti sono in piena occupazione, i disoccupati sono ai minimi da 17 anni, quindi un record storico. Ormai il tasso di cosiddetta disoccupazione, che praticamente è piena occupazione, è consolidato negli Stati Uniti di Trump al 4%. Ecco, quindi vedremo solo un piccolissimo squarcio sulla controrivoluzione gender e quindi sinceramente sulla battaglia per la famiglia di Donald Trump e della sua amministrazione, soprattutto del suo grandissimo vicepresidente Mike Pence. E si è guadagnato una bella medaglia l'uno e l'altro da parte di uno delle più grandi lobby pro LGBT, la National Center for Gender Equality, cioè il Centro Nazionale per Uguaglianza Gender, una rete di omosessualista fondata a Washington nel 2003, che ha definito e sta propagandando il governo Trump come la Discrimination Administration, cioè il governo delle discriminazioni. Perché? Adesso ve lo dico subito, però un ultimo antipasto che è l'apparecchiamento che si stanno facendo questi gruppi di potere rispetto alle prossime presidenziali, perché dovete sapere che 2 dei più accreditati prossimi candidati probabilmente alle presidenziali del 2020 da parte democratica di Donald Trump sono 2 super pro omosessualisti. Uno è addirittura, diciamo, unito civilmente, come diremmo qua in Italia, e si chiama Pete Buttigieg. Egli è tra i più accreditati candidati per la nomination democratica. Ecco, questo Pete Buttigieg ha baciato in diretta TV il suo compagno, diciamo marito, perché nel suo stato si sono sposati. E vai, nel 2015, quindi anche fedelissimo, 4 anni, mentre da noi si divorziano, diciamo, gli uniti civilmente. E insomma, immaginate quanto può essere allettante questo sindaco di South Bend nell'Indiana. Ma l'altro, che è un vero
forte, diciamo, amato dai poteri forti, è Joe Biden, che è stato il vicepresidente di Obama per 2 mandati, quindi totalmente quasi per 10 anni, dal 2009 al 2017, e anche lui si è candidato alle primarie del Partito Democratico degli Stati Uniti ed è un cattolico adulto, quindi pro aborto, pro nozze gay e per il monopolio statalistico della scuola, oltretutto. Tanto che si è guadagnato anche lui le sue medaglie, candidato più pro abortista d'America, è stato definito così Biden dal Comitato per il diritto alla vita negli Stati Uniti, National Right to Life Committee, e è stato definito uno dei politici più antifamiglia della nazione da un altro gruppo pro family che si chiama Christian Coalition. Ecco, allora vedete bene come davanti a questi 2 campioni del politicamente corretto come si stiano attivando tanti meccanismi per evitare una rielezione di Donald Trump. Ora, dal punto di vista della sua politica antigender, io faccio solo degli esempi che sono, ecco, da importare, se vogliamo. Abbiamo sempre importato immondizia o cose negative dagli Stati Uniti, o meglio da un certo mondo statunitense. Queste sono cose interessanti, ecco, soprattutto perché sono provvedimenti molto coraggiosi di un uomo che, ad esempio, facendo il suo discorso per gli auguri natalizi del 2017, ha definito la famiglia, dico testuale, il fondamento della vita americana, e poi aggiungeva: e preghiamo affinché il nostro paese sia un posto dove ogni bambino conosce una casa piena di amore, una comunità ricca di speranza e una nazione piena di fede. E quindi sto facendo il tifo proprio, certo. No, perché poi abituati ai discorsi di fine anno del nostro Presidente della Repubblica, penso che queste sono veramente frasi eccitanti. È vero. Allora io vi sparo subito 2, diciamo così, decreti, si chiamano executive orders, che ha fatto Donald Trump. Uno riguarda diciamo così, il controllo delle persone, degli stranieri che hanno ricevuto condanne per gravi violazioni dei diritti umani e altre anche amenità, ma in pratica, in maniera molto banale perché devo semplificare, queste persone nel momento in cui entrano negli Stati Uniti avranno sul loro passaporto un bollino perché hanno sentenze passate in giudicato per reati di tipo sessuale nei confronti di minori, e quindi questo è già un primo elemento in cui sicuramente si perde un po' di libertà, però a fronte di quel valore primario che è la difesa soprattutto degli innocenti vittime di appunto abusi sessuali, di pedofilia e di pederastia. Altre vittime sono quelle del traffico sessuale in rete. Anche in questo caso nel 2018, l'altro executive order è del 2017, in quest'altro provvedimento che si chiama Fight Online Sex Trafficking Act, FOSTA, praticamente è una legge che ha firmato Donald Trump per cercare di perseguire con maggiore efficacia il traffico sessuale in rete, perché i peggiori reati sessuali nei confronti dei minori passano attraverso la rete e la rete nascosta, come si suol dire. Tenete presente che si tratta di un presidente degli Stati Uniti che, firmando questo provvedimento, ha ricevuto nel suo studio ovale alla Casa Bianca un gruppo di sopravvissuti del traffico sessuale online, minori, che sono stati invitati proprio per dare una maggiore risonanza a questo provvedimento. Poi l'ultimissimo provvedimento in senso temporale è il coraggio di vietare l'arruolamento dei transgender. Allora, di che si tratta? Sappiamo che nell'esercito americano ci sono circa 15.000 transgender. Chi sono questi transgender? Sono persone che stanno assumendo degli ormoni in dose massiccia per cambiare sesso. Ora, non mi soffermo sulle conseguenze anche fisiche, psicologiche e nel caso militare appunto operative che possono portare persone che hanno questo tipo di trattamento, mettendo a repentaglio la sicurezza propria e degli altri. Ecco, l'aveva già annunciato nel 2017, dal 12 aprile del 2019 è passato il provvedimento, è in vigore il provvedimento. Ovviamente all'inizio è stato bocciato dai giudici federali, tutto quello che vi dico ha dovuto passare una serie di ostacoli da parte della casta giudiziaria, che anche lì è assolutamente liberal e diciamo monopolizzata dalla sinistra radicale. Ecco, dal 12 aprile in poi non potranno essere più arruolati nell'esercito americano persone transgender, cioè persone che vogliono cambiare sesso e stanno assumendo ormoni per questo.
Sono circa 13.700 le persone che lasceranno l'esercito degli Stati Uniti in seguito a questo provvedimento. Poi, diciamo così, il provvedimento principe è quello di vietare l'indottrinamento gender nelle scuole, e da questo punto di vista anche ai fautori della battaglia contro il gender nel nostro paese, che purtroppo sono minoranze, vorrei dire che fuori dell'Europa sono maggioranze quelle che hanno compreso il pericolo di questa ideologia. Praticamente si può sintetizzare così: trattare l'orientamento sessuale come una scelta individuale piuttosto che come un fatto biologico, insomma, un fatto naturale. Ecco, l'alleato, l'ultimo di Donald Trump, è il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, è stato ricevuto a marzo dal presidente Trump e all'uscita ha dichiarato: il Brasile e gli Stati Uniti lottano fianco a fianco per rispettare gli stili di vita della famiglia tradizionale, contro l'ideologia gender, contro gli atteggiamenti politicamente corretti. E prima, intervistato a Fox News, sempre Bolsonaro ha detto: se vuoi essere coinvolto in una relazione omosessuale fai pure, ma non possiamo permettere al governo di portare questa cosa in classe e di insegnarla ai bambini di 5 anni. Speriamo, ecco, quindi speriamo, chiaro. Finisco subito, Sammy, perché è importante anche sapere che di fatto, anche se non ci viene detto, in molti documenti delle Nazioni Unite questa parola gender e l'ideologia gender è passata prima sotto traccia, poi praticamente è diventata legittima e poi, come spesso capita, è diventata obbligatoria. Ecco, funzionari della delegazione degli Stati Uniti, insieme da ultimo con quelli del Brasile, stanno lavorando per eliminare la parola gender dai documenti e dalle linee guida sui diritti umani dell'ONU, perché questo è un linguaggio vago e politicamente corretto che poi porta a una serie di conseguenze piuttosto gravi, non ultima quella che ho appena detto, cioè quella di indottrinare su cambiamento sessuale, su relazioni omosessuali e quindi praticamente aprire a ogni tipo di deviazione anche bambini delle scuole elementari nell'età. È quello. Giuseppe, ci lavoriamo per il momento. Grazie Giuseppe Brienza per questa corrispondenza. Buon lavoro e alla prossima. Grazie Sammy dell'ospitalità e buona trasmissione a voi. Avete ascoltato Potere al Popolo. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000